Io la domanda che volevo formularle era questa. Desidero sapere, lei ha iniziato a collaborare perché, scusi un attimo, stanco della vita che ho condotto in tutti questi anni, un attimo solo se Avola mi faccia finire la domanda. No, l'ho detto io questa cosa, perché aspetti un attimo, mi faccia finire la domanda. Sì, ma io non ho fatto nessun reato, ho collaborato e basta. Lei deve rispondere alle mie domande senza interrompermi cortesemente. Io non interrompo le sue risposte, lei non interrompe le mie domande. Allora, la mia domanda è questa: sono stanco della vita che ho condotto tutti i giorni, mi faccio andare avanti? Oppure perché ero convinto che si potevo aggiustare questo processo, di lì invece io uscendo avevo altre idee, eccetera. Oppure ancora, ed è la terza ipotesi, perché ha detto in altre circostanze il fatto che mi stavano ammazzando sotto la casa di Di Leo Giuseppe. Io desidero sapere di queste tre versioni che lei ha dato, io le ho letto i verbali, se vuole glielo ripeto, qual è quella che effettivamente è stata la molla, la spinta alla sua collaborazione. Posso rispondere? Sì, certo. L'ultima, che prima io ho detto al dottore Bertone quella cosa, ma non mi confidavo con il dottore Bertone. Poi piano piano gli ho detto la verità, quello che mi è successo sotto la casa di Leo, tutta questa storia. È un verbale che non c'è reato, non c'è niente. E la sua risposta a questo, Ciavo? Sì. La ringrazio e ho finito. Allora signori, un momentino, vogliamo vedere un po' l'ordine degli interventi, solo al fine di stabilire se fare una pausa o no. Quindi ci sarebbe l'avvocato Reina, poi l'avvocato Greco e Russo e Passarella. Allora, qual è più breve, Ragonese o Passarella? Scusate. No, io ho creduto di sentire l'avvocato Ragonese diceva solo due domande, ho sbagliato. Quindi facciamo Ragonese e poi Passarello? Io una domanda solo. Passarello, poi Lita, Valenti e Pogliese. Sì, il primo. Poi? La provincia. Preso atto di noi, signor Presidente. Certo. Poi non ce ne sarebbero altri. Allora, poi c'è il recupero, insomma, che è fisiologico. Allora diciamo facciamo 10 minuti di sospensione. Grazie signor Presidente. Avvocato Ivo Reina. Signor Avola, vorrei capire la differenza tra rappresentante della famiglia e rappresentante della provincia. Sì. Il rappresentante della famiglia di Catania, di Cosa Nostra, rappresenta anche il rappresentante della famiglia della provincia. C'è al di sopra di tutti. Il rappresentante della famiglia, questo. Il Famiglia, rappresentante della provincia, vorrei capire. Rappresenta la provincia, è il capo per la provincia, però deve dare sempre conto al rappresentante per Catania. Quindi ci sono due rappresentanti nell'ambito della stessa famiglia? Sì, c'è la provincia e la città. La famiglia mi pare di aver capito che comprende sia la città che la provincia. Sì. E il rappresentante della provincia comprende solo la provincia o anche... No, ma deve dare sempre conto alla... Lasciamo andare a chi Catania, deve... Il rappresentante della provincia rappresenta la provincia o anche il capoluogo e la provincia? No, deve dare sempre conto al rappresentante... Quello viene successivamente a chi deve... Poi il rappresentante, diciamo, della famiglia di Catania è per la Sicilia orientale, non è solo per Catania, però delega il rappresentante e il vice rappresentante per la provincia. Quando io parlo di rappresentante per Catania intendo la Sicilia orientale, non soltanto Catania. Ma qual è la differenza tra il rappresentante della famiglia e il rappresentante della provincia? È sempre secondo al rappresentante della Sicilia orientale. Vabbè, non riusciremo mai, almeno non riuscirò mai a capirlo. Lei sa qualcosa
signor Avola, della Cioè, il rappresentante della provincia non può comandare, diciamo, che prende le notizie e poi deve riferire al vice o al rappresentante che si trova a Catania. Cioè non può prendere decisione lui per la provincia. È una delega che c'è. Rappresentante per la provincia e vice rappresentante. hanno una delega da chi? Da rappresentante. Dal rappresentante della famiglia. Della famiglia. Quindi il il capo per la Sicilia orientale, in quindi- questo caso Benedetto Santapaolo. Il vertice è il rappresentante della famiglia. Lei sa qualcosa della commissione regionale di Cosa No. Nostra? Non sa niente. No. Neppure sotto la voce commissione interprovinciale? No, no. No. Lei sa se c'erano delle riunioni tra i rappresentanti delle varie famiglie di Cosa Nostra in Sicilia? Sapevo che si incontravano, però non ho partecipato mai. Per cose importantissime, diciamo. Si spostavano e si incontravano. Lei ha conosciuto esponenti di famiglie di altre province? Qualcuno. Può dire qualche nome, qualche cognome, se lo ricorda? L'ho incontrato negli incontri con Marcello D'Agata, ma non l'ho saputo identificare. Ma chi? Se non l'ho saputo identificare, come glielo dico chi? Lei li ha indicati ai signori pubblici ministeri e non sono stati identificati? Quante Sì, persone? quelli che ho incontrato negli incontri con Marcello non sono stati identificati. Poi sono E scesi qui a quante Catania diverse persone a portare a Santo E Mazzetto. quante persone di quali province ha incontrato? Che si faceva la provincia di Enna, Caltanissetta, Di Palermo? Palermo, a scendere, sì. E non In nomi, diversi non, modi e nomi non ne sa fare? Non li ho fatti i nomi io. No, veramente lei qualche nome l'ha fatto. Che li ho incontrati, quelli del che incontravano i moduli io i nomi non ne ho fatto, non li ho saputi identificare. Lasci andare. Non è che non li voglio fare, non li conosco, non mi ricordo i cognomi. Lei ha parlato di un Giovanni di Palermo, alto 1,75 m. Sì, però non ho detto che era Giovanni Brusco, poteva essere Giovanni Brusco. No, ma nessuno le sta chiedendo di Giovanni Brusca. Lei ha detto Giovanni alto 1,75 m. Sì. Ecco, no, siccome lei ha detto Alto, robusto. io nomi non ne ho fatti, L'ho fatto io. sto sollecitando la sua memoria, qualche nome l'ha fatto, ha fatto anche un altro nome in un'altra provincia. Comunque non sa indicare nient'altro. No. La ringrazio. Altre domande, Avvocato Rina? Avvocato Rina, altre domande? Allora, l'Avvocato Greco. Signor Avola, lei ha conosciuto personalmente il signor Musmeci Costanzo Sì, e mi può dire quando lo ha conosciuto? In quale anno? era l'86. E senta, a quell'epoca il circolo Le Muse era aperto? Non lo so. Non lo sa. Lei sa che il signor Musmeci gestiva o era il gestore di questo circolo privato? Sì, Lei c'è mai stato in questo circolo? no, Ma sa che cosa si faceva in questo circolo? Si giocava d'azzardo, per esempio? sì. Sa dove si trovava? A Canizzaro. Può dare una descrizione sommaria di questo circolo, anche se non c'è mai stato, se lo ha saputo? No, se non ci sono stato come ne so. Ha sentito dire se in questo circolo vi era un bar, si poteva cenare? No, No. Senta, a lei risulta che il signor Musmeci Costanzo organizzava, e in caso positivo da quanti anni, viaggi di comitive presso case di gioco in paesi esteri? sì, E può dire da quanto tempo? no, da quanto tempo non... Cioè, a lei questo risulta, ma da quanto tempo il Da quanto tempo lo Musmeci faceva non lo so, a me l'hanno raccontato nel 91-92. gliel'hanno raccontato? Quindi organizzava viaggi di comitive all'estero che si portavano presso case da gioco all'estero? Donne Esatto. a casa da gioco, sì. Cioè donne
e organizzavano, si portavano le intranusse e il gioco d'azzardo facevano. Senta, lei ha detto di aver saputo che il circolo Le Muse era frequentato da qualche prostituta, esatto? Sì, in prima battuta ho detto così. Ma che vuol dire in prima battuta? Perché ieri ho detto io prostituta e poi mi sono giustificato dicendo intranusse, che c'è una differenza. E qual è la differenza? La prostituta si fa 100 marchette al giorno, l'intranusse se ne fa una. Questo fatto che al circolo vi era qualche prostituta, lei come lo ha saputo e da chi lo ha saputo? Io l'ho saputo ne parlavo con Marcello, ma poi ho avuto un'esperienza negativa, un poliziotto che aveva la moglie lì dentro. Scusi, Marcello chi? D'Agata. E poi ha avuto? Questo ragazzo, questo poliziotto mi ha raccontato che la moglie lavorava lì dentro e il Costanzo l'ha invitata ad accoppiarsi, come si vuol dire, a fare l'amore con un cliente. Ma scusi, quando lei era in libertà, sapeva che in questo circolo si esercitava, come dice lei, la prostituzione? No, lo dice lei prostituzione, io non l'ho detto. Come la vuole chiamare lei? È diverso, è una prostituzione. Scusi, questa attività che lei ha descritto, lei quando era fuori, in libertà, sapeva che al circolo, oltre che il gioco d'azzardo, si faceva anche questo? Io non c'ero mai stato, non lo so. Sì, ho capito. Lei lo sapevo, ma non c'ero mai stato. Sì. Ma mi vuole dire come lo ha saputo e da chi lo ha saputo? L'ho saputo da Marcello e poi me l'ha confermato questo ragazzo che ci lavorava, sua moglie lì dentro. Come si chiama questo ragazzo? Pino Caruso. Pino Caruso. E cos'è questo Pino Caruso? Un agente di polizia. Un agente di polizia. E lei poi successivamente al carcere non ha saputo di questa attività? No. Quindi lei al carcere non ha mai saputo di questo? No. Allora io le contesto che lei nella dichiarazione resa al pubblico ministero in data 4 maggio 1994 ha riferito che sapevo, questo è testuale, sapevo che all'interno del club si praticava il gioco d'azzardo, ma in carcere ho anche appreso che all'interno di detto club vi era un'attività di sfruttamento della prostituzione. In carcere. Una vastissima attività di sfruttamento della prostituzione. Questo lei lo ha preso in carcere, lo conferma questo? No. Cioè non lo conferma? Non l'ho preso in carcere, con chi dovevo parlare in carcere di queste situazioni? Dico, ricorda di avere fatto queste dichiarazioni? No. Non lo ricorda. E allora, il difensore contesta questa parte della dichiarazione resa al pubblico ministero nella parte in cui è nettamente difforme dalla dichiarazione resa oggi. La pagina, avvocato? Sì, la pagina 8. E verso metà pagina, signor pubblico ministero. Ho finito io, Presidente, grazie. Avvocato Aldo Russo. Soltanto 3 domande. Signor Avola, senta, lei ha parlato di questo agente di polizia Pino Caruso. Sì. Per caso questo agente Pino Caruso e l'agente Corrado Caruso sono la stessa persona? O sono No, due poliziotti diversi. Bene. Senta, lo sfruttamento della prostituzione era consentito dall'organizzazione o contrastava con i principi dell'organizzazione? No, non esiste. Cioè, che vuol dire non esiste? Non esiste, non è accettato l'organizzazione, né prostitute né prostituzione. Quindi l'organizzazione... Bene, grazie. Per quanto riguarda la posizione del Costanzo, ho terminato. Una sola domanda per Tornabene Mario. Lei ieri ha detto che ha conosciuto Tornabene Mario in carcere. Senta, questa conoscenza è avvenuta durante la sua ultima detenzione? No, anche prima l'avevo incontrato nell'85. 85, va bene, basta, grazie. Avvocato Dragonese. Sì, una domanda. Signor Avola, lei ha parlato nei giorni scorsi della bacinella.
Per quanto le risulta, questa bacinella venne mai tenuta da persone o è stata mai tenuta da persone che non erano uomini d'onore? No, che sappia io ce l'aveva Aldo e... No, non mi interessa sapere, mi interessa sapere solamente se è stata tenuta da persone che non erano uomini d'onore. No, E poteva essere comunque gestita da persone che non erano uomini d'onore? ha detto no. No, parlo della gestione del contenuto della bacinella. No, se ci servivano soldi si andava dal rappresentante, dal vice e si chiedeva la somma. Non ho altre domande, signor Presidente. Avvocato Passarello. Grazie Presidente. Avola, lei ha riferito di essersi recato 2 volte a trovare Santa Paola Benedetto presso l'abitazione della sorella di Tuccio. Ricorda Avola? Sì, certo che mi ricordo. Come sa che quell'abitazione dove lei si sarebbe recato era della sorella di Tuccio? Mi ha sentito Avola? Sì, l'ho sentito, Sì. ma non mi ricordo. Sera che si parlava, ho parlato con Tuccio, con Marcello e la mia sorella, gli sta dando ospitalità, non mi ricordo. Lei c'è mai stato? Sì. È un'abitazione a Piantereno. Un'abitazione? A Piantereno, un po' rialzata, ma a Piantereno, non è il primo piano. Ubicata dove? Ma la zona non me la ricordo. La zona di Catania non la ricorda? No, io comunque è dove ci hanno sparato a Salvatore Tuccio. Ho capito, dico, però lei la zona di Catania non la ricorda esattamente qual è il quartiere? No, non me lo sto ricordando. Anzi, non me l'ho ricordato mai. Sì, senta, lei ha detto che Conservo, un certo signor Conservo, dava lo stipendio a Tuccio. Sì, era un amico di Tuccio, sì. Sì, ecco, era un amico di Tuccio. Mi può dire come fa a saperlo? Che era un amico di Tuccio? Non lo so. Non lo Me sa. l'avranno raccontato. Gliel'avranno raccontato? Sì. Non sa che tipo di amicizia era? No. Senta, ha parlato di uno stipendio di 100 milioni annuo. Stipendio mensile. annuo. Mensile? Sì. Di 100 milioni? Dei Sigros. Ho capito. E questo stipendio mi pare di aver capito che lo dava Conservo a Tuccio. E poi Alfio Fighiera negli ultimi Sì. tempi. Mi può dire le modalità? Dove lo consegnava questo stipendio? Non lo E so il io. periodo anche. Io sentivo parlare Alfio Fighiera che dice con tutti i guai che ci sono, questo ancora ha il coraggio di ogni mese consegnarmi i soldi. Queste sono le parole di Alfio Fighiera. Ebbene, senta, ecco, perfetto. Allora l'aggancio temporale può farmelo, quindi quando gliela faceva questa pretesa confidenza Alfio Fichera? 92. Nel 92 le diceva che ancora il Conserva aveva il coraggio di pagare. Sì. Senta, mi pare di Poi aver... conserva tutto il gruppo Sì. rinascente e la Digros, che era Sigros. Senta, mi pare che di aver sentito che il Conserva e il Tuccio avevano una società insieme. Avevano fatto qualche attività commerciale insieme? Sì, mi sembra di sì. E che cosa? Non mi ricordo. Senta, lei ha mai partecipato a riunioni in cui si ebbe a parlare o a decidere qualcosa con riferimento agli incendi e agli attentati contro Standa e Sigros? L'incendio della Standa l'ho saputo, ne parlavo con Marcello. Mi scusi Avola, la domanda precisa è questa. Ha partecipato a riunioni di uomini d'onore in cui si ebbe a parlare degli attentati Standa o Sigros? Dei Sigros sì, della Standa no. Della Standa no. Senta, a proposito della Standa, questo attentato, questo episodio può essere inquadrato nell'ambito delle estorsioni non riuscite? No. Non può essere inquadrato nell'ambito delle estorsioni non riuscite? No, perché poi ha preso i contatti Salvatore Tucci.
Ho capito. E allora, veda Avola, io le devo contestare. Sì, lo so, l'ho dichiarato io. Sì, mi scusi, un attimino, perché lei lo sa, ma la Corte non lo sa, e quindi dobbiamo farglielo sapere. Io le devo contestare che lei, in data 24 aprile 94, foglio 2 per il pubblico ministero, ha detto esattamente il contrario a questa identica domanda. Su domanda del pubblico ministero: non sono in grado di fornire altre indicazioni sugli incendi ai danni dei magazzini standard. Posso con certezza, questa è lei che parla, Avola, posso con certezza solo dire che tali incendi vanno inquadrati nell'ambito delle estorsioni non riuscite. Perché ha detto questo, Avola? Se lo sa, dico, se lo sa, se lo Sì, non volevo coinvolgere altre persone nel processo, tipo Dell'Utri, che era vicino a Berlusconi e avevano vinto le elezioni. E ho un po' di timore per queste cose, perché mi sto tranquillizzando ora che sto capendo che sta cambiando qualche cosa. Avvocato, mi scusi, il verbale Sì. lo vuole ripetere? Sì, il verbale del 28 aprile 94 a Era detto 24. Scusi, mi correggo, 28. 28 aprile 94, foglio 2. Senta, Avola, il periodo dell'incontro, lei ha parlato di un incontro con Dell'Utri, il periodo dell'incontro con questo signor Dell'Utri, quale sarebbe? 91, 92, fino No. a 91. 91-92. Senta, lei ha parlato di questo incontro con Dell'Utri nel corso dell'esame del pubblico ministero. Io vorrei capire una cosa. Avvocato, mi scusi, Sì, prego, soltanto mi dica. se lo ritiene opportuno. Sicuramente lei non lo riterrà opportuno, però lei ha dato lettura. Sì, ho dato lettura, ora continua Solo la di una contestazione. parte. Sì, certo, mi scusi, solo di una parte. Il verbale consta di 2 fogli, io do lettura solo di una parte. E ora quella parte che a lei interessa anche a me e molto, e lei vedrà che ne darò lettura tra circa 2 minuti. La ringrazio. Prego, dovere. No, non era dovere. Dunque, le dicevo, Avola, lei ha parlato di questo contatto con Dell'Utri al quale sarebbe stato interessato il Tuccio, ma questo contatto con Dell'Utri è connesso, finalizzato in qualche modo alla vicenda Standa? È legato alla vicenda Standa? Anche È legato alla vicenda Standa? alla vicenda stampa. Ed allora io, e qui rispondo appunto, adempio l'obbligo di cui parlavo prima nei confronti del pubblico ministero, le contesto nuovamente che lei in data 28 aprile 94, sempre foglio 2, dopo aver detto ciò che ho letto prima io, cioè che posso dire che tali incendi vanno inquadrati nell'ambito delle estorsioni non riuscite, è stato ancora più preciso, perché ha detto: ma non so precisare se ed eventualmente quali responsabili della Standa siano stati contattati. Non so precisare se ed eventualmente quali responsabili della Standa siano stati contattati. Stiamo parlando sempre del 94, no? Stiamo parlando del 94. È sempre lo stesso verbale. Avvocato, Sì. comunque Prego. quello a cui facevo riferimento io è il periodo successivo, non ci siamo allora questo intesi. qua, guardi, ma lei può fare riferimento a qualsiasi altra parte del verbale. In questo Certo. momento io faccio una contestazione e quindi lo utilizzo nel senso che un attimo, Presidente, mi scusi. Senta, e lei di questo incontro poi con Dell'Utri quindi cosa sa? Niente. Niente. Cioè, mi può dire allora il poco che sa, se sa qualcosa? Io Cioè, sa che, ho capito, sa che si verificò un incontro e che si verificò questo incontro?
Sì, Salvatore Tucci andò a Milano, tornò e fece l'appuntamento a Messina. Ho capito. E abbiamo detto che siamo nel 91-92? Credo di sì. Questo incontro si verificò a Messina? Sì, in provincia di Messina. In provincia di Messina. E lei come l'ha saputo? Ero a casa di Aldo Ercolano. E di che cosa si sarebbe parlato nel corso di questo incontro? Lo sa lei? No, Non lo sa. E sarebbe stato Tuccio a procurare questo incontro? tramite altre persone, avevo un aggancio con un'altra persona. E poi il Tuccio avrebbe partecipato all'incontro a Messina con il Dell'Utri? Non lo so. Non lo sa. Mi scusi, credo di capire, questa è l'unica cosa, questa vicenda che io chiamo vicenda Dell'Utri, ecco, per intenderci, è l'unica cosa che lei ha, diciamo, di cui lei ha parlato a distanza di circa 1 anno e mezzo dall'inizio della sua collaborazione? Quello che c'è scritto nel verbale. Non sono stato chiaro probabilmente, le rifaccio la domanda. Lei ha detto che temeva e quindi di questa cosa ne parlò dopo. Io ho un appunto qui sul contraesame di un difensore in relazione al quale lei dice: io in 3 mesi dall'inizio della mia collaborazione, credo l'ha dichiarato ieri sera, ho dichiarato tutto. Allora io le chiedo, Avola, mi scusi, la vicenda Dell'Utri è l'unica vicenda di cui lei non ha parlato nell'immediatezza con i magistrati? No. Ci sono anche altre vicende di cui ha parlato successivamente? Sì. Ho capito. E quali sarebbero? Così, per sintesi. No, e non fanno parte di questo processo, non ha importanza. Non fanno parte di questo processo? No, per non farmi le domande al pubblico ministero, si vede che ancora non fanno parte di nessun processo. Come? Per non farmi le domande non fanno parte di nessun processo per ora. Stanno facendo indagini, non lo so. Ho capito. Quindi ci sono cose che lei ha detto solo di recente? No, di recente no. Di recente no, nello stesso periodo di tempo in cui ha parlato della faccenda Dell'Utri, cioè nel luglio del 95? Più avanti può essere, non lo so. All'autorità giudiziaria catanese o no? Di Palermo e Caltanissetta. Di Palermo e Caltanissetta. E allora le ripeto nuovamente la domanda, visto che lei mi ha dato questa utile per me precisazione. Per quanto riguarda Catania, la vicenda Dell'Utri, dico, è l'unica di cui lei ha parlato successivamente? E non nei famosi 3 mesi di cui parla lei? Sì. Senta, lei ha parlato di... Lei ha parlato di incontri, di un incontro presso un capannone di proprietà di tale Marchese, incontro al quale... Vicino a via Battello, sì. Ecco, lei ha fatto i nomi di Mangion, D'Agata, Tuccio. Sì. Lei era presente? Qualche volta sì. Gli incontri furono diversi, io credo di aver capito che l'incontro era unico. Diversi incontri, ci andavo con Marcello. E per quello che mi riguarda principalmente, dico, Tuccio in questa vicenda cosa c'entra? Era presente lì una volta o più volte? Più volte. Più volte. E il periodo qual era? Che era 90, 91. 90-91. 91 pieno, sì. Credo che era di tante mangiano lì. Senta, Anche prima, dobbiamo andare anche indietro. C'è stato diverse volte la tante in via Battello. A me, mi scusi Avola, a me interessa che lei focalizzi Tuccio, cioè le volte in cui lei Tuccio avrebbe visto Tuccio lì. Il periodo che era sorvegliato. Che era soggiornato sorvegliato da Daci Castelli. Ho capito. Nel periodo che lui era in soggiorno obbligato ad Aci Castello. Soggiorno obbligato, sorveglianza, non mi ricordo che cos'era. Va bene. Senta, lei ha parlato, o io ho un appunto un po' confuso, vorrei che lei me lo chiarisse se può, ha parlato di un furto alla cassaforte Sigros. Sì. Mi può specificare bene di che cosa si tratta?
Abbiamo fatto un furto nella cassaforte, Un furto alla cassaforte, scusi, di che? del Sigros, Del Sigros. Dove? a Ognina, A Ognina. Quando? 92, 91. 91, sì. Che cosa c'entra? Li ho dichiarato tutti i furti che ho fatto. Sì, no, quindi 92, 91, grosso modo, esatto? Sì, già abbiamo fatto il buco dall'esterno della cassaforte, di dove, diciamo la cassa continua, va? La cassa continua. Sì. E l'importo di questo furto? Il bottino? Ma qualche 100 milioni è stato, 100 milioni? circa. Un attimo, Presidente, mi scusi. Senta, l'attività commerciale che svolge Pulvirenti Armando, ricorda, lei ha parlato di Pulvirenti Armando sull'esame PM. Ecco, l'attività commerciale svolta da Pulvirenti Armando, lei ha detto che vende macchine, dov'è, lo sa? In circonvallazione? Alla circonvallazione. La conosce lei, c'è stato qualche volta? Sì. Non lo so se è titolare lui. Cioè lavorava lì. Sì. Ho capito. Se era percentuale, stipendiato, non lo so. Senta, lei è uno che frequentava Picanello? Conosce, dico, luoghi, persone di Picanello? O è un quartiere... Ecco, questo volevo No, dire. è un quartiere che io non giravo, andavo soltanto dove c'erano i miei compagni e basta. Dove? Dove c'erano i miei compagni, non giravo tutto Picanello. No, lo so, non girava Picanello, dico, ma è un quartiere che lei dove conosce delle persone di Catania? No, solo i miei conoscenti? compagni e basta. Eh? Solo le persone che conoscevo del gruppo di Carlo Ah, solo le persone del gruppo? e qualcuno, diciamo così. Ho capito. Senta, lei conosce Cambria? Un certo Sì. Cambria? Giovanni Cambria, Chi è? era vicino a Graccagnolo. Vicino a Gran Cagnolo? Sì. Ma questo è un uomo d'onore? No. No. Per le sue conoscenze è uno che può conoscere regole e cose della famiglia? Per la regola di Cosa Nostra no. No. Questo Cambria poteva, che lei sappia, ha partecipato a riunioni della famiglia? Mentre era lei presente, per esempio? Io non l'ho incontrato mai. Lei? Non l'ho incontrato mai. Senta, in queste riunioni lei qualche parlando di riunioni, non l'ho sì, incontrato, riunioni, certo, riunioni. Senta, lei in queste riunioni ha parlato qualche volta di queste riunioni? Sì. C'era qualcuno che si metteva a controllare l'accesso al luogo dove si svolgeva la riunione? Sì, certe volte a Picanello ci metteva Robertino, Filippo negli angoli per vedere se arrivava qualcuno. Poi non lo so se arrivavano altre persone che accompagnavano e restavano fuori. Senta, a proposito della racchetta, volevo non contestarle perché è già agli atti del fascicolo, un chiarimento su una dichiarazione che lei ha reso nel corso del processo di Bologna, Santa Paola più 3. Il pubblico ministero le chiese, si parlava di riunioni, lei aveva fatto luoghi di riunione, lei aveva fatto diversi nomi di luoghi di riunione. Il pubblico ministero le chiede, c'era qualche punto di riunione tipo ristorante, qualcosa di simile come locali pubblici? Lei risponde, siamo stati alla Racchetta, però erano volanti questi appuntamenti, non erano fissi ogni settimana. Sì. Ecco, Lo posso confermare. mi può chiarire questo? Cioè erano episodici, quando così capitava? Sì.
Non era che ci vedevamo tutte le settimane alla Racchetta, non era un luogo di appuntamento fisso. E non era, quindi, mi scusi, credo di capire, non era il luogo delle riunioni, era il luogo di incontri. Di incontri. È esatto? Sì. Senta, mi scusi, ecco, dimenticavo una cosa. Via Battello è a Catania? Sì. Azienda o persona sottoposta a protezione, mi segue Avola? Sì, lo sto seguendo. Può essere poi soggetta di azioni illecite da parte della famiglia? Furti, rapine, altre estorsioni? O c'è una protezione che la copre? Non si potrebbe fare. Non si potrebbe fare? No. Presidente, grazie. Però si sono fatte certe cose. Per il momento ho finito, spero di non pregarla per un eventuale recupero, ma credo di no. Bene, avvocato Litera. Ci sa dire qual era, se vi era, la differenza sostanziale tra lei e il Samperi nell'ambito dell'organizzazione? No, eravamo uguali. Nessun'altra domanda, Presidente. Avvocato Pogliese. Sì, avvocatessa Valenti. Sì, e poi continuo io. Signor Avola, senta, può capitare che delle persone che appartengono ad un gruppo della famiglia possano commettere un reato, per esempio un'estorsione oppure un omicidio, senza che ne sia messo a conoscenza il capogruppo? Mi ha capita? Sì, l'ho dichiarato, ci può capitare, però poi... E me lo può ricordare cortesemente? Il mio caso, io posso dire. E me lo dica il Quello suo del caso. Barbone non era autorizzato a commettere quell'omicidio. Può parlare più forte perché Quello del non l'ho Barbone non era compreso. autorizzato a fare quell'omicidio. L'ho dichiarato ieri. Quindi mi pare di aver capito che si poteva commettere un reato senza che il capogruppo ne venisse messo a conoscenza. E questa è la risposta. Sì, io l'ho fatto, anche se mi sono messo in difetto, però l'ho fatto. Ma in genere lei non lo sa come avveniva? Non si poteva fare l'omicidio se non si era autorizzato. E qualche altro reato, per esempio un'estorsione o una rapina? Persone che appartenevano già alla famiglia? Ad un gruppo della famiglia, Ma io gli ho fatto addirittura una rapina arrestiva in Corsa Italia, senza essersi consultato col capogruppo? con nessuno. Senta, un'altra domanda. Quando un gruppo organizza per esempio una grossa rapina, con quale criterio vengono scelti i partecipanti? Me li può... Quelli più in gamba. Lei, che mi pare di aver capito che ha partecipato a delle rapine di un certo valore, di una certa importanza, veniva scelto per le sue capacità oppure si autopromuoveva? No, a me mi chiamavano, gli te la sente di gestire questa rapina, di scegliere gli uomini, di scegliere le cose. Quindi la sceglievano sempre per le sue capacità, è così o non è così? Credo di sì. Senta, un'altra domanda. Lei ieri ha riferito di un tentato omicidio ai danni di un certo Lopuzzo. Sì. Mi può chiarire l'anno in cui avviene questo tentato omicidio? No, non me lo ricordo. Non lo ricorda neanche facendo uno sforzo? Dobbiamo andare indietro prima dell'87. Prima dell'87. Senta, il periodo estate, inverno? No, guardi, io non ho partecipato, me l'ha raccontato Di Leo questo tentativo Lei di ha omicidio. raccontato di Leo, ma Di Leo partecipò? Sì. E che cosa le disse esattamente il Di Leo? Lo ricorda? Mi E in ricordo. quale occasione glielo disse? Al bar mi raccontò che... Quale bar? Da Marcelli. E cosa le disse? Che stavano facendo questo omicidio, l'avevano agganciato al semaforo e poi... Questo qui si era guardato nello specchietto e lascia la macchina, è scappato a piedi e si è buttato Va in una bene, campagna. questo non mi interessa, va bene. Ok, non ho altre domande, grazie. Posso, signor Presidente? Avvocato Pogliese. Sì. Signor Avola, lei quando ha conosciuto Don Emanuele Natale? Qui non ho capito, scusa. Sì. Non ha capito la domanda. avvocato. Dico, quando ha conosciuto Don Emanuele Natale? Nell'86.
Gliel'ha presentato qualcuno? È stata una conoscenza per caso? No, ci andavo con Aldo e con Enzo lì ai Taboti. Lei sa che attività lavorativa svolge? Sì, questa è dei Taboti. E altre attività? No, Non sa se era impiegato al comune, se era vigile sanitario? no, non lo so io. So che aveva amicizie di fronte lì per i certificati, per le cose. Ma che svolgeva l'attività di vigile sanitario non lo sa. No, non lo so. Quando lei si recava all'azienda, alla sede dell'azienda delle pompe funebri, c'era sempre De Emanuele Natale? No, non sempre. C'era il fratello. E l'aspettavo, allora me ne andavo, bisogna vedere che cosa gli dovevo dire. Esatto. Lei sa quando De Emanuele Natale, se è stato fatto uomo d'onore? In quale periodo? Verso il 90. Come l'ha saputo, signor Avola? Me l'hanno presentato. Cioè dopo l'assunzione della caratteristica di uomo d'onore gliel'hanno presentato. Quindi Sì. lei non era presente al momento della iniziazione. Io sono stato presente una volta sola. Quindi, e dove avviene l'ingresso di De Emanuele Natale nella famiglia, diciamo, in quale luogo avviene? Non c'ero io. Non l'ha saputo, sì. Lei ha parlato l'altro ieri sera, se non sbaglio, ero presente, a un acquisto o a un tentativo di acquisto da parte di De Emanuele di oro per circa 100-200 milioni, che era proveniente di una rapina commessa in via Monte Napoleone a Milano. Sì. In quale anno avviene questo episodio? Non la rapina, diciamo l'acquisto o il tentato acquisto. 91. E in quale circostanza, come l'ha saputo, lei era No, presente? io l'ho incontrato a San Giovanni la Punta. Sì, in strada, presso una No, famiglia. dove erano le tante Santa Paola, da Zappalà. E come è avvenuto? Cioè, questa trattativa, No, già lui era lì, stavano guardando questi brillanti, sta roba, queste smeralde. e chi era colui che offriva queste brillante? Gliel'aveva venduti Paolo Masci. Masci è vivo o è morto? No, l'hanno ammazzato a Masci. Sì, dico nel 91 e si fece, diciamo, un rapporto continuo o fu solo una proposta? Ad esempio, vuoi acquistare e poi la cosa non si fece? Ecco. No, non lo so, a me non mi interessava perché c'erano prezzi, 50 milioni un brillante, 70 milioni un'altra pietra, a me non mi interessa. Esatto. E De Emanuele... Di Emanuele le offerte lì erano sul tavolo le pietre. E C'era anche Marcello D'Agata, per esempio. Sì, e poi non ha saputo se l'affare si è fatto. Non lo so se li ha comprati Santa Paola o se li ha riportati indietro Sì. di Emanuele. O si è preso soltanto qualche pezzo per la moglie o per la figlia, non lo so io. Lei ha parlato che De Emanuele gestiva l'acqua scivoli. Ha parlato di altri soci, di altre persone interessate all'attività. Come Sì. ha saputo che c'erano altre persone interessate all'attività? Ma ne parlavo con Marcello dell'attività, che c'era Aldo socio, Enzo socio, i Tomaselli, Rapisarda, Di Grazi. Quindi non ha mai potuto accertarlo direttamente, gliene hanno parlato, diciamo. Sì, me ne hanno parlato a me. Sì. Riguardo il traffico d'armi, o un traffico d'armi al quale sarebbe stato interessato il De Emanuele Natale, lei come l'ha saputo? Cioè che notizie ha sull'argomento? Una volta parlavo con Enzo Santa Paola e mi diceva che zio, perché lo chiamava zio, che ha portato delle armi dentro i tabuti. Ma non ha saputo altri elementi? No, Lei sa però se Santa Paola Enzo è parente effettivamente di De Emanuele Natale? sì. Ne sa il grado di parentela? No, non, di preciso no. Diceva però sempre mio zio, in senso di rispetto, ci veniva cugino e lo chiamava zio perché era più grande o... Però lei pensa che sia zio effettivo, cioè che ci sia un rapporto di sangue, diciamo? O lo esclude? No, penso che c'è un rapporto... Cioè, effettivamente sono parenti. Esatto. Il grado di parentela non lo può specificare? No, non mi sto ricordando Sì. effettivamente. Poi lei ha detto che De Emanuele avrebbe avuto un interesse in un traffico di droga. Come ha saputo questo? Sempre il presidente di avvocato, ne parlavo con Marcello, Benissimo. con un altro. Un altro argomento, signor Avola, e mi avvio alla conclusione. Lei ha parlato, l'ho sentito anche oggi attraverso sue risposte a domande dei signori avvocati, che nel 1982, nel corso di una sua detenzione, forse in Piazza Lanza, penso a Catania, perché Sì, mi difendeva lei, mi sembra. lo difendevo lei, appunto. Poi, ripeto, dell'esecuzione pena non ne posso sapere, è chiaro. Sì, certo. Lei ebbe dei problemi all'interno del carcere. Tanti problemi, sì. Sì.
poi ebbe un seguito, diciamo, questo problema, cioè lei queste persone le ha più viste, le ha chiarito perché ce l'avevano con lei, perché le hanno fatto qualcosa di male, insomma. No, io non l'ho detto neanche all'organizzazione, io l'ho detto dopo il fatto che è successo dei Bonaccorsi, che il Ciardello ha portato la lettera a Manciano, Sì. quando lui mi dice cosa si merita questa persona per le cose che scriveva alla moglie, io gli dico ammazzato, io gli racconto a Manciano che cosa mi aveva combinato a me. Ho capito. E lui mi ha detto: e tu perché non l'hai detto prima? Perché siccome lui era più vecchio di me nell'organizzazione, avevo paura che non mi credevate e credevate a lui e mi ammazzavate a me, come se era una calunnia verso il Bonaccorsi. Invece quando io avevo la certezza che Manciano aveva una lettera nelle mani, delle cose sporche che scriveva alla moglie, io mi sono sfogato con Manciano. Quindi mi ha detto: li puoi ammazzare a tutte. Quindi lei in pratica subì questa vicenda immotivata che non aveva giustificazione. Cioè Senza senso, facevano delle cose senza senso. Giustamente, immotivate e senza senso. Lei lo tenne per sé, non ritenne ovviamente, o di lamentarsi. Anche per paura. Dico, E se non mi credono mi finisce male. e di parlarne più. Poi, come dire, lei ne parlò quando si verificò quella specifica circostanza. Sì. Mi scusi, signor Ravo, lei ha avuto mai modo di leggere o di incontrare le persone che sto per dirle o di leggere le dichiarazioni anche sulla stampa dopo, ripeto, la sua volontà di collaborare? Prima non ha senso quello che potrei chiedere. Le dichiarazioni di Farina Domenico, di Sampere e Severino Claudio? Le dichiarazioni? Sì, cioè affermazioni che loro avrebbero fatto in corso di processo anche attraverso organi di stampa. No. Non ha saputo più nulla, diciamo. No, io sono lontanissimo, non arrivo al giornale. No, dico, oltre questo, dico, né mai li ha incontrati per qualunque motivo, diciamo. A Sampere Claudio? Sì. L'ho incontrato in un processo di sfuggita, ma i poliziotti mi hanno fatto soltanto salutare e basta. E Farina Domenico? Neanche lo conosco io a Farina Domenico. Quindi neanche sa chi sia. No. Un'ultima domanda. Dopo la sua volontà di scegliere, diciamo, un'altra via, un'altra strada, ed è quella per cui stamattina ci stiamo incontrando, lei porta odio verso i membri dell'organizzazione? Io no. E allora che sentimento ha lei oggi? Cioè, in una fase di bilancio della sua vita? Non lo so, che cosa potrei farle per aiutarle, io non lo so. Cioè, gli direi di collaborare, sono disposto a ritornare in carcere io per aggiustare tutto il processo, facciamo 20 anni ciascuno invece di andare all'ergastolo, io non lo so, io sono disposto a tutto. Sempre su questa linea che ha accennato? Sì. Il passo lo debbono fare loro, e si salvano loro e le loro famiglie e si crescono i suoi figli come sto facendo io. Quindi, anche se non usciamo tutti, ci facciamo però 10 anni, 15 anni di carcere tutti insieme, a me mi sta bene. Quindi alla mia specifica domanda, magari rituale, ma lei mi capirà, io ho le mie esigenze e il mio ruolo nel processo. Lei dice: io non porto odio verso nessuno. No, a me non mi hanno ucciso nessuno, non ho avuto problemi con queste persone, io mia mamma lì sotto non me l'hanno toccato, non ho bisogno, non ho rancore verso queste persone. Signor Presidente, ho finito, grazie. Presidente, scusi, io anticipo che dovrò fare una richiesta istruttoria per la parte del controesame che ho trattato. Avvocato Trantino. Signor Avola, lei ha parlato di una rapina alla gioielleria Restivo. Lei ha compiuto altri fatti delittuosi presso gioielleria? Restivo, un'altra Restivo fatta però insieme a... c'è d'accordo il titolare, solo per l'assicurazione. Solo quella Restivo? Sì, come rapina sì. Furti in gioielleria? No, non ne ho fatti io furti in gioielleria. Non ne ho fatti. Va bene, grazie. Possiamo passare la parola al pubblico ministero o ci sono altri recuperi? Beh, allora, il giudice Ratter. Potrebbe chiarirmi un attimo le funzioni del consigliere, già forse le l'ha detto ieri. Che deve fare la famiglia deve essere al corrente del consigliere e si parla, diciamo, come fare le modalità per eseguire l'operazione. Quindi ha un potere, come dire, decisionale? Cioè Può anche smontare la decisione anche tra rappresentanti. Quindi di tutti gli affari ne deve essere a conoscenza? Di regola sì. Poi lei ha parlato di riunioni che si tenevano periodicamente. Queste riunioni partecipavano tutti gli uomini d'onore o solo una parte degli uomini d'onore? No, i capigruppi. Sono i capigruppi.
Come si svolgevano queste riunioni? Intendo dire, la decisione la prendevano tutti quanti, non so, votavano, si discuteva, oppure c'era non si votava, no. E allora le decisioni chi le prendeva? Le decisioni prendeva Aldercolano. E allora gli altri che ci stavano a fare? Gli altri per eseguire cosa? Portavano in stiamo facendo questa estorsione, senta, se abbiamo visto a Tizio lo ammazziamo, sì, allora interessate con Tizio. Ci passavano tutti da Aldo, diciamo. Pubblico Ministero. Avola, lei ha indicato nel corso del suo esame l'onorevole Andò. Lei sa se l'onorevole Andò e Benedetto Santapaola si conoscessero personalmente? No, non lo so. Ha mai saputo di rapporti diretti fra i due? No, so che si doveva votare per lui. Si faceva girare per dare i voti all'onorevole Andò e basta più. Lei ha mai sentito parlare di un certo Tignino? Sì, a Catania. In che senso ne ha sentito parlare? Sì, innanzitutto lei lo conosce? No, io non lo conosco. La domanda più diretta pubblico ministero, altrimenti non posso ammetterlo. Lei sa se vi fossero rapporti fra il Tignino e la vostra organizzazione? No. Lei è mai stato ristretto con questa persona? Sono stato? In carcere con questa persona? Con chi? Con Tignino. Dottore, può alzare un po' la voce, per favore? Sì, sono stato ristretto con Tignino, sì. C'era un periodo che ne ha portato un sacco di onorevoli che facevano arresti a Catania. E lei in quel periodo Stanza 57, sì. ha avuto in quel periodo rapporti con lo stesso? Sì. Che tipo di rapporti? Rapporti che ne parlavo con lui. Ora non mi sto ricordando di preciso, comunque mi parlava di amicizie, di Marcello. Marcello chi? D'Agata. Il fatto dell'assicurazione, conosceva Aldercolano. In che senso la parlava sai. di amicizie? Che lui conosceva queste persone, era nemico di queste persone, perché non lo conoscevo. Lei ha indicato anche il cavaliere Finocchiaro. Non lo conosco. Lei sa se vi fossero rapporti fra il Tignino e il Finocchiaro? Sì, so che era un amico di Tignino. In merito al Finocchiaro, in quel contesto temporale, in quel periodo, lei apprese mai qualcosa di particolare circa i rapporti fra il Finocchiaro e la vostra organizzazione? No, io sapevo che aveva consegnato quei soldi a Alfio Fichiera e... Al di là dell'episodio dei soldi cui ha già detto. Non mi sto ricordando. Lei ha parlato anche del periodo degli attentati del 92. Desideravo chiederle, lei ha mai ricevuto incarichi specifici per attentati in quel periodo? Io mi facevo
Si parlava con Marcello di fare attentati nei tralicci, colpire tutto ciò che riguardava lo Stato. Le fu mai dato un incarico specifico in tal senso? Ma mi fece fare un viaggio Marcello a Firenze per vedere se si poteva fare qualche cosa lì, Cosa si doveva fare lì? di mettere qualche bomba. Lei ha citato il Bar Ambassador. Sì. Sa chi sono i proprietari, i gestori del Bar Ambassador? Chi ce l'ha intestato è l'ex direttore del modell'Agep a Ognina. I proprietari sono Marcello D'Agata e Alver Polano, insieme a questo gestore. Lei conosce il Lido dei Ciclopi? Conosco? Il Lido dei Ciclopi? Sì. Sa se vi sono mai stati interessi all'interno del Lido da parte della famiglia Catanesi Cosa Nostra? Sì, gli interessi ce l'aveva Carletto Campanella e Marcello D'Agata. Dopo i provenienti della rapina dell'84 hanno fatto investimenti al Lido dei Ciclopi. Solo il Campanella e il D'Agata? E i Santa Paola, sì. Santa Paola chi? Santa Paola ne intendo come famiglia, perché Aldo ce l'aveva gli interessi. Fino a quando hanno avuto questi interessi? Fino a quando sono usciti e si sono fatti ritornare i soldi con gli interessi dovuti, tipo che si sono divisi, va. E sa in che periodo detenevano questi interessi all'interno del Lido lei? Dall'84 all'86, fino a che siamo usciti noi e poi Marcello si è fatto ritornare i soldi, gli ha mandato i soldi a Carletto, glieli abbiamo portati a casa a sua moglie, perché Carletto era detenuto. Si è interessato anche il cugino di Aiello. Ricorda come mi si sto chiama? ricordando così. Comunque è un collaboratore. Senta, Castelli, Salvatore Castelli. in che senso si è interessato Salvatore Castelli? Per i contatti con il Aiello ci andava, vedi che oggi c'è l'appuntamento con mio cugino, domani, dopodomani. Per andare sempre in Ciclo per prendere i contatti Castelli. Una volta sono andato anche con Marcello in via Vittorio Veneto che abitava lì. E lei com'è a conoscenza di questa vicenda, di questo interessamento del Castelli, Avola? Ci sono andato a casa con Marcello D'Agata. E in quell'occasione trattò lei specificamente qualche No, fatto io non trattai particolare? niente, era Marcello che ha trattato l'argomento. E il denaro, come sa che poi il denaro venne restituito? Poi gliel'hanno dato e io stesso mi sono interessato, a parte il fatto che mi ha fatto un regalo Marcello, mi sono interessato per portarlo a casa di Carletto dove c'era sua moglie, ex moglie. E il denaro l'aveva ricevuto lei direttamente? Marcello. Da Castelli le ha mai ricevuto denaro? Sempre per conto di quelle persone? No. E il regalo a quanto ammontava che le fu fatto? Mi regalò 100 milioni a me. Ricorda quant'era il regalo che le fece il D'Agata? Sì. E ricorda a quanto ammontava la cifra No, ora non mi sto percepita ricordando. dal D'Agata? Comunque un paio di 100 milioni. 300, 400 milioni. Non mi sto ricordando di preciso. Lei ha mai conosciuto un certo Dario Panebianco? Sì, di vista l'ho conosciuto. Sa se avesse rapporti con la vostra organizzazione o con qualcuno della vostra organizzazione? La società dei Ciclori comincia da Dario Panebianco, perché la vera società di Marcello e Aldo e di Marcello e Carletto comincia con Dario Panebianco, quando aveva la Fiorentina, e poi ha acquistato i Ciclopi. Poi gli hanno investito questi soldi, questo qui però era mezzo megalomane, ha cominciato a fare incendi per l'assicurazione e In che è senso ha andato in cominciato a fallimento. fare incendi per l'assicurazione? Perché voleva abbellire sempre di più il Lido dei Ciclopi, la legname che c'era non ci piaceva, cosa, ha incendiato tutto, poi mi sembra l'assicurazione non l'ha pagato, perché ha capito che era un incendio fatto apposta, e i Ciclopi l'hanno acquistato Aiello. Dopodiché l'Aiello già trova socio sia
Carletto che Marcello. E deve restituire questi soldi perché stanno per un periodo di tempo in società e poi vogliono restituire i soldi dall'Aiello. Ma la prima società è partita da Pane Bianco. Senta, chi esattamente le ha detto che era stato investito il provento della rapina alle poste? Quello diciamo da Marcello. Da Carletto io so che i soldi glieli aveva portati sua moglie. Lei sa come poi l'Aiello riuscì a giustificare l'uscita di quelle somme? No, dice che non li poteva giustificare, doveva uscire in nero, perché erano tantissimi e non rientrava con i conteggi. Difatti li dava dimezzati i soldi per rientrare, non fare un buco grosso diciamo nella società, erano in nero e si doveva aspettare, si è dovuto aspettare del tempo. Senta, e in quel periodo come furono i rapporti con il Castelli, che lei ha detto era la persona interessata a far avere, o comunque la persona che doveva fare da tramite per il pagamento del denaro? Buoni, lui si interessava perché Castelli era un amico intimo di Carlo, no? Vi furono mai dissapori fra il Castelli e voi durante quel periodo? Ma si litigava con Marcello, no con me no. In che senso? Ma se era per questi soldi, queste cose. Poi quando, passando più avanti, io ho saputo da un agente di polizia che stava con altre persone, gliel'ho detto a Carlo per ammazzarlo, dice no, dice, non c'è bisogno, dice che anche se collabora un giorno dice non può fare nessun danno, dice il danno me lo fa solo a me. Tanto? Il danno dice me lo fa solo a me, non c'è bisogno di ammazzarlo. Questo però sto parlando molto più avanti, un paio d'anni fa. Il Castelli che tipo di rapporti aveva con la vostra organizzazione? Ma io so che prendeva sempre per sentito dire della droga da Carlo. Chi glielo disse? Per sentito dire. Sentito dire? Non mi ricordo, voglio dire, va. Il Campanella ebbe mai a fargli discorsi sul Castelli in tal senso? No, non mi ricordo. Forse lei l'ha detto, Avola, io mi sono distratto. L'ammontare delle quote complessivamente lo ricorda quanto ammontava? No. Quando è stato sentito l'11 marzo 94, lei ebbe a dichiarare che l'ammontare era di 1 miliardo e 400 milioni, l'ammontare che l'Aiello doveva restituire. Sì. Ricorda adesso? Sì. Lei non sa come erano ripartiti questi soldi? No. Io so che gli ho portato in 2 volte i soldi alla moglie di Carletto. Anzi, una volta siete venuti a prendere lei al Model. Non ho capito, lei chi? Gliel'ho portato una volta a casa io e una volta Marcello l'ha mandato a chiamare al Model per consegnarci questi soldi. Lei sa se il Tuccio ebbe mai a occuparsi del lido dei ciclopi? Sì, per un pezzo di terreno dove poi hanno fatto il posticcio. Conosceva la signora lì del terreno e ha fatto da tramite, comunque ha guadagnato anche lui. In che senso ha fatto da tramite? Perché agli occhi della signora, come sapevo io, l'ha fatto pagare poco e poi la Dinaiello gliel'ha fatto strapagare il terreno. E questo denaro se lo beccò Tuccio. Se lo tenne tutto Tuccio? Sì. Perlomeno io non ho visto niente, Marcello neanche. Tranne che se l'è diviso con Aldo, con altre persone. Io non ho avuto niente, Marcello, se mi ha detto la verità, neanche.
Senta, quando è stato sentito l'11 marzo 94, io le avevo chiesto di specificare sulle quote, perché ha detto genericamente la famiglia Santa Paola, ricorda? Sì. Oltre la quota del Campanella del D'Agata. In data 11 marzo lei aveva detto esattamente, sempre a proposito dei rapporti fra il Cavaliere Gaci e la nostra organizzazione, devo dire che Nitto Santa Paola aveva una quota nella società che gestiva il Lido dei Ciclopi, e ciò fino ad ora. Ciò? Fino ad ora. Sì, lui non è uscito dalla società. Ecco, lei, volevo chiedere, ricorda adesso di aver detto questo? Sì, ma è tuttora, no? Se c'è ancora il Lido dei Ciclopi lui è socio. E questo come lo sa? Fino a che c'ero fuori io era socio, cioè se ero fuoriuscente era... Chiedo scusa, devo parlare più lentamente, Avola. Fino a che ero fuori io sapevo che era interessato al Lido dei Ciclopi. Cioè anche quando ne uscirono Ma è interessato come estorsione. Lei parla Sì, di sì, quote. dopo che ne uscì Carletto Quando e uscì il Marcello. Campanello del D'Agata restò l'interesse del Santa Paola all'interno del Lido? Sì. E questo come lo sa? Lo so, perché si parlava che interessava a Santa Paola. In che senso se ne parlava, Avola? Ricorda qualcuno che in particolare ebbe a dirle questo? Ma io ne parlavo con Marcello. Lei poc'anzi, rispondendo ad una domanda postale da un difensore nel corso del controesame, ha detto, con riferimento al Dell'Utri, che era legato anche alla vicenda Standa. Le chiedo, era legato il Dell'Utri anche ad altre vicende? Perché lei ha detto anche, ha precisato più volte anche alla vicenda Standa? Perché il Dell'Utri aveva delle amicizie a Palermo e già si stava cominciando a parlare del Partito Nuovo e faceva di tramite. E di questo com'è a conoscenza? Sempre in quella discussione che ero a casa d'Alto. Che avevo agganci, amicizie a Palermo e faceva da tramite con tutti. Nel corso dell'esame il pubblico ministero le ha chiesto anche del figlio di Mangion. Giuseppe Mangion, detto o chiamato Enzo. Desideravo chiederle, lei ha mai saputo se qualcuno all'interno dell'organizzazione aveva interesse o aveva mai detto che l'Enzo Mangion doveva divenire uomo d'onore? Sì, me lo raccontò Marcello che era il padre, per volontà del padre, lo voleva fare diventare uomo d'onore. Però non ci diventò mai. È stato prima di fare a suo fratello, a Giuseppe. Queste sono parole di Marcello. A tutti i costi ci vuole fare a suo figlio. Lei ha mai saputo le ragioni per le quali il Mangion voleva che divenisse uomo d'onore il figlio? Perché essendo l'attività che faceva il figlio e diventando uomo d'onore, diventava, diciamo, praticamente se si prendeva delle cose in gestione, cose non... erano dirette sue con suo padre, perché era un uomo d'onore e non doveva dividere con nessuno. Aspetti, Avola, se può ripetere parlando più lentamente. Cioè diventando uomo d'onore, se si faceva qualche cosa, prendeva degli agganci per dei subappalti e cose, li poteva gestire direttamente lui da solo come uomo d'onore della famiglia catanese. Cioè senza versare alla famiglia? No, perché era un uomo d'onore. Cioè divenendo uomo d'onore per qualsiasi attività curata dallo stesso non occorreva che corrispondesse alcuna cifra? Se dallo stesso uno può fare 100 attività. Cioè non deve versare niente alla bacinella, niente a nessuno, sono 100 attività e 100 sono sue. E allora le chiedo, ma perché prima avveniva diversamente con riferimento al Mangion? Sì, perché se aveva delle cose doveva passare sempre gli ordini subappalti, tutte queste discussioni il padre addirittura doveva parlare, diciamo, con i rappresentanti.
Cioè se il figlio era interessato in qualche cosa specifica che potevano essere interessate altre. Cioè doveva chiedere l'autorizzazione a qualcuno? Io mi ricordo che il padre aveva interesse al porto, per le cose dei figli, discussione, a fargli prendere le cose al porto. Cioè mi faccia capire, Avola, il Mangion aveva bisogno per operare, per lavorare, di chiedere l'autorizzazione al padre o comunque alla famiglia? Cioè se faceva cose illegali che doveva minacciare persone o doveva vincere qualche appalto, qualche cosa, essendo che non era uomo d'onore, doveva chiedere sempre l'autorizzazione. E le aveva detto poi che gliela accettavano oltretutto, che ci potevano essere altri interessi con altre persone, essendo che diventava uomo d'onore, cioè, superava tutte queste regole. E degli interessi al porto di dove? Di Catania. Gli interessi al porto di Catania lei come sa? L'ho sentito dire sempre. Sempre nel corso dell'esame le è stato chiesto di Motta Antonio. Ricorda Avola i luoghi dove ha avuto modo di incontrare il Motta Antonio? L'ho incontrato sia a Picanello che a Montepo qualche volta. E poi passava anche dal motel. Ricorda in che circostanza l'hai incontrato in quei luoghi? Al motel che faceva? Niente, veniva a prendersi il caffè. Presidente, dico, sono domande già poste e hanno risposto, io lo evidenzio, ma non è un'opposizione. È stato oggetto già di indagine di questo. Presidente, ma il pubblico Questo ministero argomento è stato oggetto di indagine, sono state poste da me le stesse due domande. Sì, Presidente, però anche il pubblico ministero ha necessità di rivedere le carte e verificare se questo se... prelude a qualcos'altro, Sì, ma infatti, può essere posta la domanda Domanda nuova. sotto altra forma. Senta, quando è stato sentito, e vale come contestazione, il 17 febbraio 1995, lei ebbe così a dichiarare: aveva riconosciuto il Motta in fotografia, che in più occasioni incontrato presso lo studio del figlio Ciuzzo Mangion, cioè di Enzo Mangion, nonché in casa di Aldo Ercolano, sita in via Nuovo Lucello. In qualche occasione l'ho incontrato al motel Agip di Marcello D'Agata. Infatti, quando Aldo Ercolano voleva conferire con Marcello D'Agata, a volte convocava quest'ultimo attraverso il Motta. Ricordo anche di aver incontrato il Motta presso l'officina di Faro, sita nel viale Ionio di Catania. Mi chiedo scusa, Io non capivo di chi signor stiamo Procuratore della Repubblica, prima che l'imputato di reato connesso risponda, anzi imputato in questo processo, intanto si tratta di dichiarazioni già depositate, presumo, vero? Cioè, Sì, qual è il punto che lei intende contestare? Perché stava leggendo un poco troppo, sì, mi pare. Sì, perché in pratica il contrasto, spieghi il contrasto e io ascolto. Il verbale 17 febbraio... 17 febbraio 95... lo vuoi cercare un attimo? Abbia pazienza un attimo solo, in modo che possiamo controllare. Perché... Depositato originariamente nell'ambito del procedimento 841, cioè quello che era gli omicidi. Sì, perché la posizione... intanto voglio precisare che sul punto di questa attività di Nuncius non c'è materia di contestazione, perché l'ha detto anche ieri. Sull'ultimo punto di Viale Ionio, invece, se l'avvocato vuole in particolare io avevo chiesto se ricordava altri luoghi dove aveva incontrato il Motta, ecco perché stavo procedendo a leggere quella parte, avvocato. Ricorre materia di contestazione. Posso continuare? Sì. No, non so se c'erano problemi relativi al deposito del verbale. Questo... No, non ci sono problemi. Allora ho chiarito dove è stato depositato. Può rispondere. Può rispondere. La domanda, Presidente. E la domanda la vuole ripetere limitatamente all'ultimo. Ricorda, io le avevo chiesto qualche altro luogo, oltre a quelli che aveva indicato poc'anzi, dove ha avuto modo di incontrare il Motta? Io pensavo che stava la parlando di contestazione direttamente il pubblico ministero. Siccome lei ha detto di ripetere la domanda, Presidente, o forse ho compreso male io. La domanda, sì, volevo dire la contestazione. Allora, sì, scusi. Prego. Ricordo anche di aver incontrato il Motta. Guarda, dottore, mi scusi, io avevo capito Tomaselli all'inizio. Lei stava parlando di Tomaselli.
No, io sto parlando del Motta, ecco, in quale momento ho capito che stavo parlando di Tomaselli, anche per Gli sapere... appuntamenti a Picanello a Montepo. Ah, ho capito. Poi lei è passata un'altra discussione subito. No, io non ho chiesto mai di Tomasello oggi, chiedevo direttamente di Motta. E perciò le chiedo, può indicare in quali luoghi ha incontrato il Motta? Lo mandava Aldo Ercolano quando era negli uffici di Enzo Mancian, se ci potevo avvicinare io, Marcello, tutti e due insieme. L'ho incontrato, lì nell'ufficio. Ricorda altri luoghi? A casa di Aldo quando stava fabbricando la cascata dell'acqua a casa, che stava facendo lo schizzo, le cose nel muro, quando ha chiamato i muratori, cioè si interessava lui per queste cose, per la casa di Aldo. Le stavo appunto ricordando, con quella lettura che sto facendo poc'anzi, che lei ha dichiarato di averlo incontrato presso l'officina di Faro, sita nel viale Ionio di Catania. Sì, anche. L'ho incontrato, però questo ragazzo non è che ha commesso qualche reato con me, qualche cosa, o assisteva a riunione di mafia, no? Non le ho chiesto questo, appunto, Avola. Ma lasciamolo parlare, sta dicendo dei fatti. L'ha già detto Ha questo già ieri. precisato d'altronde, avvocato Liper. Avola, nel corso del suo esame lei, anzi del controesame di qualche difensore, lei ha precisato che nell'ambito dell'organizzazione del Santa Paola non mai si era avuto in animo di porre in essere attentati contro le istituzioni o esponenti delle istituzioni. Sì. Successivamente lei ha fatto riferimento a un episodio specifico che riguardava un magistrato. Sì. Ecco, desideravo chiederle come si conciliano le due affermazioni fra loro. No, io quando ho parlato di questo qui parlavo come mentalità di Santa Paola. Santa Paola chi? Santa Paola Benedetto. E questo qui è il vecchio. Poi c'era il nuovo, Aldo Ercolano, che è diverso. In che senso è diverso? È il ragazzo. È amante delle stragi, delle cose. Ha ordinato di guardare già il dottore Speranza perché era contro la criminalità, ci stava dando troppo addosso. E io mi ricordo che ero di tanti in via Cefalomannini, venuto al Fio Fighiere, già stavano pedinando il dottore Speranza. Stavano? Pedinando. Ci siamo come siamo combinati, Alfi, dice no, già stiamo seguendo, sia un magistrato e il dottore, e sia il dottore Speranza, dice che ci sta dando troppo addosso con queste operazioni, con queste cose, con queste poliziotte, ci mette alle calcagne, e poi dice perché ci sta facendo favore a Severino Semberi che ha i soldi in giro e ce li raccoglie. Senta, e come si conciliavano a questo punto i rapporti fra il Benedetto Santa Paola e l'Aldo Ercolano in tal senso? Cioè lei ha detto il vecchio era quello, il nuovo... La mentalità, che poi suo zio cambiava. O cambiava o succedeva qualche cosa che non andava, perché Aldo aveva tutto il potere e aveva tantissimi uomini dalla sua parte. Forse che il primo ero io, che se dovevo seguire qualcuno seguivo Aldo. Cioè in che senso i rapporti fra l'Aldo Ercolano e il Santa Paola Benedetto Si potevano anche inclinare, sì. si erano inclinati? No, o si potevano, è detto, anche inclinare, no che erano inclinati. Come succede in tutte le guerre di mafia, anche se sono fra parenti. Lei ricorda qualche episodio in particolare nel quale vi sia stata una divergenza di vedute fra l'Aldo Ercolano e il Benedetto Santa Paola? Sì, una volta a Mascolucia, lui rientrando dopo tanto tempo che era fuori da Catania. Sì, ho sentito Lui chi? Il signor Santa Paola. Sì. Si è lamentato tantissimo, ha cominciato a fare voce fra Aldo e il suo padre, il padre di Aldo, che stavano facendo i suoi porcicomodi, non stavano pensando a niente. E poi mi hanno fatto allontanare sia a me e a Marcello, e Aldo è rimasto tutta la nottata lì, e poi me l'ha raccontato Marcello per giustificarsi con suo zio, e si è pacificata la cosa, diciamo, ma non voglio scendere in particolare. Però c'era già questo attrito. Non voglio dire che stava scoppiando qualche guerra all'interno, però che Aldo aveva preso il potere nelle mani, sì. L'anno in cui si è verificato questo episodio lo ricorda? Credo l'88. 88-89. E lì è dove Aldo Benedetto Santa Paola mi dà l'ordine di pedinare
i fratelli Ferreira per assassinarli, e Aldo invece poi quando io sono pronto mi dice di no, dice no, lascia stare, dice allora mio padre che lo sente, e poi sono parenti, fai finta di niente. Fino a quando lei ha fatto parte dell'organizzazione, vi sono stati oltre questo altri episodi venuti a sua conoscenza? No. E fino al periodo in cui lei ancora era inserito nell'organizzazione, chi prendeva le decisioni nell'ambito dell'organizzazione? Per quanto è a sua conoscenza, chiaramente. Prima? Non ho capito prima? Fino a quando lei è rimasto inserito nell'organizzazione. Sì. Siccome lei ha detto Aldo stava prendendo il potere. Aveva il potere già. Aveva il potere. Desideravo che lei chiarisse chi prendeva le decisioni fino a quando lei ha fatto parte dell'organizzazione. Io ne parlavo sempre con Aldo per tutte le cose. Poi se lui faceva il suo dovere e andava da suo zio non lo so. Lei nel corso del suo esame però ha detto che di omicidi con il Santa Paola ha avuto modo di parlarne dopo l'esecuzione, ricorda? Di solito sì. Di solito sì. E in quelle occasioni lei ha mai avuto modo di riscontrare lo stupore o una diversità di vedute del Santa Paola? C'è opposizione alla domanda in questo modo. È un'impressione. È impressione, No, è suggestiva, riscontrare. è impressione. Chiedo scusa, io ho utilizzato il termine riscontrare in quelle occasioni in cui ha parlato direttamente, non sto parlando Sì, di poi la impressione. domanda si può porre diversamente. Me la vuole ripetere, per favore? Io ho chiesto, nelle occasioni in cui ha avuto modo di parlare direttamente con il Santa Paola e di riferire dell'esecuzione di omicidi, cosa che aveva già affermato l'Aula, Sì. ha avuto modo mai di riscontrare o di apprendere una diversità di vedute del Santa Paola? Può rispondere. No. No, diversità no. Ricorda di Cioè, qualche chi te l'ha detto a fare queste cose, questo qui intende, no? No, mai. Sapeva le cose, già cose fatte. Che vuol dire sapeva le cose già a cose fatte? Perché non li sapeva anticipatamente che Aldo gliel'aveva detto, era autorizzato anche Aldo, o le stava bene quello che faceva il nipote. Aveva piena fiducia su quello che faceva il nipote. Come aveva piena fiducia in quello che faceva il nipote. Lei ha mai saputo o sentito nominare il locale Miami? Non mi sto ricordando. Non mi sto ricordando, dottore. Avola, durante i suoi interrogatori avanti al pubblico ministero, ricorda se le sono mai state mostrate fotografie? Di Miami? No, fotografie di persone. Sì. Ricorda se le persone che le sono state mostrate, se delle persone che le sono state mostrate lei ha sempre ricordato il nome? No, c'è una certa volta che non me lo ricordavo il nome. Come non mi sto ricordando ora di questo Miami? Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di certo Palmeri? Palmeri? Sì, il costruttore. Ne ha sentito parlare o l'ha conosciuto? No, io gli ho fatto un attentato lì a Figarazzi per lo stipendio che già però ce l'aveva sotto Piero Puglisi, e poi gliel'hanno portato a percentuale. E poi? Gliel'hanno portato a percentuale sulle costruzioni il 5%.
però prima gli ho fatto un assalto io e altre ragazze del Model e poi lui si è rivolto da Piero Puglisi, che era amico della famiglia di Piero Puglisi. E come mai le fu fatto questo assalto, questo atto di intimidazione? Per togliere lo stipendio, perché era misero in confronto a quello che faceva Palmieri a Catania. Non ho capito, Avola. Per togliere, diciamo, lo stipendio, che era 1,5 milioni, 2, 1, non mi ricordo, che ce l'aveva Piero Puglisi questo stipendio, e portarla a percentuale come sulla costruzione, il 5%. E Piero Puglisi sapeva questo? Sì, certo, era d'accordo. E di cosa si stava occupando a Figherazzi il Palmieri? Stava fabbricando un cantiere, c'era aperto. Ho bloccato un camion, ho sparato diverse coppe sul vetro del camion, gli ho detto la discussione che gli ho fatto, e poi subito il titolare è andata dalla famiglia Polvereni o da Piero Puglisi direttamente. Senta, lei ha mai sentito parlare della Baia dei Turchi o della Baia di Arcile? Nell'ambito della vostra organizzazione, chiaramente. Che è la zona di Augusta, Siracusa, lì Augusta. Che io so che avevano un terreno grossissimo lì. Cosa sa esattamente di questo terreno? Che avevano comprato la famiglia Santa Paola, Aldo, Marcello D'Agata, Samperi, Tuccio e altri componenti, un bel pezzo di terreno, diciamo, a mare, che dovevano fare un villaggio turistico. Lo dovevano fare lì, fare passare che si poteva fabbricare, va. E sa come è andata a finire questa vicenda? No, poi mi hanno arrestato e io non lo so più, non ho seguito più. Questo raccontato da Marcello D'Agata. Signor Avola, volevo innanzitutto ritornare su alcune sue dichiarazioni che sono state oggetto di contestazione, per le quali le è stata data lettura di precedenti dichiarazioni, anche se poi le è stata fatta soltanto la contestazione e lei non ha risposto. La prima di queste contestazioni che le sono state fatte riguarda la asserita partecipazione, una volta affermata e in un'altra occasione non affermata o addirittura esclusa, di Marsiglione ed Arcidiacono nelle riunioni della società della mafia. Ecco, le è stata data lettura di quelle dichiarazioni rispetto alle dichiarazioni che lei ha reso oggi. Ci vuole chiarire in definitiva se queste persone partecipavano o meno alle riunioni, o comunque chiarire se c'è questo contrasto, perché ha dichiarato una volta una cosa e un'altra volta un'altra cosa. Niente, io per Arcidiacono... Riguarda forse soltanto Arcidiacono? Arcidiacono ha partecipato in qualche riunione, io ho qualche omicidio con l'Arcidiacono. Già l'ho dichiarato, cioè era un amico, non era un uomo di Cosa Nostra, ma era un amico, poteva assistere alla riunione, ha fatto fare l'incontro con Santo Battaglia, con Doprea, dopo che è passato De Ferrera e Santa Paola. Con Marsiglione io non posso dire che entrava nella stanza dove noi parlavamo di omicidi e cose. Ecco, cioè io posso dire soltanto quel fatto dell'incendio e basta, non ho altre cose da aggiungere su Marsiglione. Ecco, ma il senso, perché prima nella... scusi, che cosa ho dichiarato su Marsiglione, che neanche me lo ricordo. No, dico per quanto riguarda Arcidiacono, la non partecipazione alle riunioni della mafia, mentre in altra occasione al dibattimento ha dichiarato che partecipava alle riunioni. Qualche volta era lì e entrava, veniva al Model, si incontrava con Marcello, con me, l'ho incontrato con Aldo, abbiamo organizzato l'omicidio, io non lo so, queste sono riunioni anche quando si fanno reati. Un'altra ragione di contrasto che è stata rilevata è stata a proposito della
partenza o meno dalla sede dei locali della Mafa per l'omicidio, per il duplice omicidio marchese. E lì c'è stata una confusione. Ecco, ci vuole chiarire qual è stata questa confusione e chiarire effettivamente cosa è successo in quella Ero io e Santo Battaglia. Ripeta, per favore, non ho sentito. Ero io e Santo Battaglia e siamo andati alla Mafa e c'era Arcidiacono. Io già ero pronto per fare l'omicidio di Marchese, del fratello, perché l'altro è morto per sbaglio, no per sbaglio, perché era lì presente all'omicidio. Per dirgli a Aldo che stavamo partendo per fare l'operazione. E c'era lì Arcidiacono. Ho guardato l'orologio, si è fatto l'orario, su per giù avevo l'appuntamento con Salvucci. Sposto con la macchina a 500 metri dentro Picanello, il tempo che ci prepariamo le cose, che io faccio una traversa, 2 traverse prima di uscire per la circonvolazione, mi ferma una pattuglia. Tutto lì. Ma io sono partito dalla Mafa, ma non con le pistole e con le macchine rubate. Le pistole e le macchine rubate ce le avevo a 500 metri, in via Duca degli Abruzzi, e con i ragazzi che mi aspettavano oltretutto. E lei perché si era recato alla Mafa quel giorno? Perché c'era Aldo Ercolano e io gli stavo dicendo quello che l'operazione stava partendo, diciamo, come è stato per la seconda volta. Invece la seconda volta siamo partiti dall'Ambassador. Cioè, dopo che io avevo organizzato tutto, io vado all'Ambassador, questo quando già sono morti. Parlo con Aldo e me ne vado. Cioè io non partivo senza che Aldo mi diceva qualche cosa. Tranne che era una cosa che già io avevo curato e avevo l'autorizzazione, non c'era bisogno che c'era Aldo. Ma di solito non... Cioè li facevamo insieme, io lo faccio responsabile quando io ho fatto gli omicidi. Anzi mi guidava come potevo fare su per giù, non lo so, mi consigliava. Un altro contrasto che è stato rilevato, che è stato oggetto di contestazione, riguarda la carica di rappresentante provinciale e la successione nel tempo tra il Ferrera e il Marchese. Le è stato contestato in relazione alle dichiarazioni dibattimentali rese, quelle che lei, così come risultano verbalizzate, ha reso il giorno 11 marzo 1984, di cui l'avvocato Russo le ha dato lettura, e dalle quali sembrerebbe che il Ferrera sia subentrato nella carica di rappresentante provinciale al Marchese. In effetti c'è, prima di rispondere, le volevo dire questo, cioè che da un altro verbale, di cui credo in parte, se non ricordo male, il difensore ha dato lettura, però da quello stesso verbale del 15 aprile risulta, lei dichiara, così come ha dichiarato al dibattimento, che al Ferrera subentrò Salvuccio Marchese. Ecco, vuole chiarire un po' definitivamente qual è stata la successione delle cariche nel tempo? Sì, quando io intendevo nell'87 che l'aveva Pippo Ferrera, non intendevo che ce l'aveva, che la voleva, perché è stata la casuale della guerra che poi è scoppiata con i Ferrera, perché il Ferrera, essendo che era nella provincia, che succedeva? Che doveva controllare anche il Malpassato, perché faceva parte della provincia. Quindi nel tempo... Cioè la voleva Pippo Ferrera, ma la carica Santa Paola non gliela dava. Ed era una carica che già aveva ricoperto, questo è quello Sì, lui l'aveva ricoperta, ma prima, molto prima di Marchese. Quindi sostanzialmente aveva ricoperto la carica prima, poi poi è subentrato Salvuccio Marchese. E poi lui la rivoleva nuovamente. Lui ce l'aveva la carica quando c'era vivo suo fratello, Natale. E quindi voglio dire... La rivoleva per controllare il territorio di tutti i paesi etnei, per controllare anche il Malpassato. E lì scoppia la guerra, perché Santa Paola giustamente, all'epoca per me giustamente, da regione al Malpassato, non da regione ai Ferrera. Perché si facevano i fatti suoi. E perché, credo che questo l'abbia già detto, però forse sarebbe meglio chiarirlo, perché il Marchese non era più rappresentante provinciale? Perché dopo la collaborazione dello zio Calderone i palermitani non ci volevano parlare più, e poi per regole di Cosa Nostra lui non poteva stare non poteva sapere più certe cose. Ecco, bisogna quindi collocare questa dismissione, non so come definirla, della carica, nel momento successivo alla collaborazione di Calderone. Sì. Comunque lui sempre qualche volta, mentre che era collaborante, suo zio ci andava. Poi con l'uscita di Marcello... Suo zio chi? Suo zio Calderone. Cioè, non ho capito.
Suo zio Calderone, il pentito. Andava dove? No, ci andava Salvuccio Marchese, anche se già era pentito qualche volta alto, Salvuccio ci andava ugualmente, erano i palermitani che si lamentavano, dice non lo mandate a che sto qua perché a zio, svero, uno di anzi l'ha da ammazzare. Infatti da quando sono uscito io, 86, già sapevo che si doveva ammazzare a Salvuccio Marchese. Facciamo il conto quando è campato con 50 kg che c'erano in Lei giro. è uscito dal carcere, lo ha già detto altre volte, forse sarebbe bene ricordarlo, quanto è uscito dal Dall'86 carcere? io sapevo che si doveva ammazzare a Salvuccio Marchese, perché aveva fucile a che destra, periodo mitragliatore. Mi scusi, che periodo dell'anno dell'86 lei è stato? Io sono uscito a febbraio. Febbraio dell'86. Febbraio dell'86 e già si parlava di ammazzare Salvuccio Marchese. Lei ha fatto riferimento all'omicidio di tale Guglielmino Sebastiano, che ha definito essere parente di Franco Lombardo. Di Franco Lombardo. Ecco, ci vuole dire quando, o quantomeno se prima o dopo il Lombardo il Guglielmino è stato ucciso, e se conosce il motivo per il quale il Guglielmino è stato ucciso? No, il motivo non me lo sto ricordando. E questo omicidio è avvenuto prima o dopo quello di Lombardo? No, prima l'ha fatto uccidere Franco Lombardo a suo cognato. Quindi è avvenuto. L'ha organizzato Franco Lombardo. Come lo so io per sentito dire è stato Santo la Causa, persone del gruppo di Franco Lombardo. Per sentito dire da lontano lontano. Avvocato, mi pare che è stato oggetto di discussione che quando interrogate voi non volete che... Vabbè, avvocato, se lei... No, io non mi risento affatto, credo che le regole debbano essere uguali per tutti, tutto qui. Se lei non vuole che il collaboratore... Grazie per l'autorizzazione. Lei ha più volte detto che ha reso le sue dichiarazioni nei primi 3 mesi, o quantomeno la parte prevalente di queste dichiarazioni, nei primi 3 mesi della sua collaborazione. Ci vuole dire dove, se innanzitutto nel momento in cui ha reso queste dichiarazioni era libero in struttura extra carceraria oppure era in una struttura carceraria? Io ero in carcere. In quale carcere? Qui a Rebibbia. Sa in quale sezione? Io ero in una sezione speciale. Presidente, mi scusi, c'è opposizione. Controllata e vista. Perché? Sì, perché io credo che la Corte debba valutare, tante volte si è parlato, ma problemi di sicurezza, Presidente. E come? Ora vengono a mancare questi profili di sicurezza? Avvocato, se ancora fosse detenuto, è troppo ovvia la risposta. Valutiamoli, perché io voglio dire solo lasciamo la questione alla discrezione. Io credo, signor Presidente, mi scusi, io volevo... la sua posizione. Signor Presidente, mi scusi, io volevo solo dire questo e cesso immediatamente il mio intervento. Tutto ciò che riguarda la vita anteatta, per così dire, l'inizio della collaborazione dei pentiti, tutto ciò che riguarda i luoghi di detenzione, tutto